Grazie Presidente. Beh, io inizio con qualche segno di apertura. Insomma, colgo con piacere il parere positivo dell'ordine del giorno numero 91, che riguarda un grande evento. Mi fa piacere che questa maggioranza abbia anche in maniera molto radicale cambiato idea rispetto all'approccio che soprattutto il Movimento 5 Stelle ha sempre mantenuto nella scorsa legislatura rispetto ai grandi eventi sportivi. I mondiali di sci del Cortina del 2021 sono una grande occasione di sviluppo, non solo per Cortina, non solo per l'intera provincia di Belluno, non solo per le Dolomiti, ma i grandi eventi sportivi sono occasioni di sviluppo per i territori molto più vasti, per il Veneto intero e per tutto il Paese. Quindi misureremo nei fatti se sarete aderenti all'ordine del giorno a cui avete dato parere positivo. E poi io credo che domani sia anche corretto, in vista di una grande occasione di sviluppo che abbiamo alle porte, che si chiamano Olimpiadi. Per me fin dall'inizio potevano essere le Olimpiadi delle Dolomiti, il governo insieme alle altre regioni hanno scelto una nuova formula e quindi speriamo che questo porti a un risultato positivo e quindi questo merita domani sicuramente di mettere al voto questo ordine del giorno. Poi però ci sono anche le notizie negative. Sono quelle di una raccomandazione rispetto al bando delle periferie, l'ennesima raccomandazione. Allora io ho iniziato qualche anno fa ad amministrare un comune. Hanno insegnato fin dall'inizio che la continuità amministrativa è un valore fondamentale. Quando si subentra a un sindaco la prima cosa che si fa è fare un riepilogo di quello che è stato fatto, ma quello che è stato fatto bene non si butta via. Ecco, con il bando periferie voi state facendo esattamente il contrario, buttate via quello che di buono è stato fatto in quel campo e in continuità amministrativa vi sottoponete anche, io credo, al rischio che i comuni che avevano legittimamente firmato le convenzioni possono ovviamente fare ricorso a questa decisione. È per quello che la semplice raccomandazione in un ordine del giorno mi sembra quantomeno un atto giuridicamente molto debole, un atto politicamente molto debole. Nel senso che se è vero che il Premier Conte nelle passate ore, poche ore fa, ha detto chiaramente e ha ammesso l'errore dicendo per una volta che avrebbe l'omaggio al collega Sgarbi, che dovrà rimettere in circolo le risorse per il bando periferie, non capisco perché oggi si approvino tutti gli ordini del giorno come raccomandazione. Dovremmo avere tutti, e il governo in particolare, un po' più di coraggio. Ma perché non ci è sufficiente la raccomandazione? Perché guardate che i tanti comuni che io ho potuto visitare in questi mesi e in queste ultime giornate in particolare, hanno i progetti pronti, hanno la capacità di cantierare. Il comune di Belluno in particolare, che era oggetto dell'ordine del giorno firmato insieme al collega numero 123, ha il pacchetto per il rilancio della città pronto per gli appalti. E un'altra cosa molto importante mettiamo a rischio con questo provvedimento: i tanti investimenti privati, i cofinanziamenti. Vi do qualche cifra delle opere oggetto di intervento nel comune di Belluno e che sono anche beneficiarie di un cofinanziamento. Sui 18 milioni richiesti e concessi dal governo, in quel comune, fra soggetti pubblici e privati, ci sono 13 milioni che si aggiungono come cofinanziamento. Voi capite che tentennare nel rimettere in circolo queste risorse provoca una unica grande situazione: il fatto che nell'incertezza i bandi di gara non partiranno, le opere saranno ferme e quello che più mi preoccupa, ci può essere un disinteresse dei privati rispetto a questo investimento che avevano deciso di fare per riqualificare le città. E quindi io vi chiedo di cambiare in questa notte, ormai siamo in pochi, il termine raccomandazione e avere un po' più di coraggio, e quello che avete promesso nelle ore passate dovete trasformarlo in fatti, perché la politica non si misura da tweet e da Concluda. Facebook, che probabilmente la sera e la notte funzionano meno visto la presenza in aula, ma si misurano dagli atti giuridici e dai fatti, e è su questo che vi misureremo. Grazie. Grazie.